L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 24. La crociera del Coracle. Quando mi svegliai era giorno fatto e mi ritrovai sballottato al largo della punta sud-occidentale dell'isola del tesoro. Il sole era sorto, ma i miei occhi si trovava ancora nascosto dietro la gran massa del cannocchiale, che da questo lato scendeva quasi fino al mare con impotenti scogliere. Ero all'altezza di Capo Ala Labolina e di Colle Mezzana. Il colle era spoglio e scuro, il capo circondato di scogli alti 40-50 piedi e orlati di grandi massi di roccia franata. Mi trovavo a meno di un quarto di miglio dalla costa e la prima cosa che mi venne in mente fu di pagaiare fino a riva. Ma fui costretto ben presto a rinunciarvi. Granate mugghiavano i cavalloni e ad ogni istante si seguivano violenti boati ed enormi spruzzi volavano per poi ricadere. Se solo avessi osato avvicinarmi, mi sarei sfracellato su quella costa infida, o avrei finito per esaurire le mie forze nel vano tentativo di scalare quelle balze sporgenti. Di più, vidi infatti degli enormi mostri viscidi strisciare in gruppo su piatte lastre di roccia o gettarsi in mare con gran tonfi. Sembravano lumache, ma di proporzioni incredibili. Erano almeno una cinquantina e gli scogli risuonavano del loro abbaiare. Seppi poi che erano leoni marini, animali del tutto inoffensivi, ma il loro aspetto, unito alla difficoltà della costa e all'impetuosità delle onde, bastò per farmi passare la voglia di attraccare in quel posto. Sentivo che avrei preferito morire di fame in mezzo al mare piuttosto che affrontare simili pericoli. Intanto mi parve di avere a mia disposizione una possibilità migliore. A nord del capo ala la bolina alla terra rientrava per un lungo tratto, lasciando scoperta con la bassa marea una distesa di sabbia gialla. Ancora più a nord poi si incontrava un altro capo, Capo dei Boschi, come era segnato sulla carta, coperto di altissimi pini verdi che scendevano fin quasi a pelo dell'acqua. Ricordai quanto aveva detto Silver, cioè che la corrente risaliva verso nord lungo l'intera costa occidentale dell'isola del tesoro. Vedendo dalla mia posizione che mi trovavo già sotto il suo influsso, preferii lasciarmi alle spalle il capo alla labolina e conservare le mie forze per cercare di sbarcare al capo dei boschi, che all'aspetto sembrava più accogliente. In mare le onde si susseguivano alte e lisce. Il vento soffiava infatti regolare, debole da sud, e non faceva alcun contrasto con la corrente, così i flutti si alzavano e si abbassavano senza frangersi. Fosse stato diversamente sarei morto di sicuro in quelle condizioni e viceversa. Il mio guscio di noce filava via con sorprendente agilità e sicurezza. Spesso, mentre ancora stavo sdraiato sul fondo, facevo capolino oltre la fresata e vedevo levarsi alta sopra di me una grande cresta azzurra. Ebbene il coracle non faceva altro che uno saltino, ballonzolava come se avesse le molle e poi scendeva lungo il cavo dell'onda, leggero come un uccellino. Dopo un po' presi coraggio a due mani e mi alzai a sedere per provare a pagaiare, ma anche il minimo spostamento della distribuzione del peso produce violenti cambiamenti nel comportamento di un coracle. Mi ero appena mosso e già la barca, interrompendo di colpo il suo dolce balletto, si gettò a rotta di collo giù per una china d'acqua, così ripida da darmi le vertigini, e con grandi spruzzi andò a sbattere la punta dentro il fianco dell'onda successiva. Zuppo, terrorizzato, tornai immediatamente nella mia vecchia posizione, e subito il coracle sembrò rinsavire, e mi condusse delicatamente come prima tra i marosi. Era evidente che dovevo lasciarlo andare dove voleva. Ma allora, visto che non potevo in alcun modo influenzare la sua rotta, che speranza avevo di toccare terra? Nonostante il terrore che mi prese a questo pensiero, non persi del tutto la testa. Per prima cosa, facendo grande attenzione con il mio berretto da marinaio, cominciai ad aggottare. Poi, facendo capolino un'altra volta oltre la fresata, studiai come facesse scivolare in modo così liscio attraverso i cavalloni. Scoprì che un'onda, anziché quell'enorme, liscia e levigata montagna che sembrava essere, vista da terra o dalla tolda di un vascello, in realtà è come una qualsiasi catena di colline sulla terraferma, piena di picchi, luoghi pianeggianti e vallate. Il coracle, lasciato a se stesso svoltando di qua e di là, avanzava, diciamo così, cautamente attraverso le parti più panneggianti, evitando gli erti pendii e le alte e instabili vette dell'onda. Va bene, mi dissi, è chiaro che devo restarmene sdraiato e non turbare l'equilibrio, ma è anche chiaro che posso mettere la pagaia oltre il bordo e di tanto in tanto negli avvallamenti dargli una o due spintarelle verso terra. Detto fatto, me ne stavo sdraiato appoggiato sui gomiti, in una posizione scomodissima,
e di tanto in tanto davo un debole colpetto per indirizzare la prua verso riva. Questo lavoro fu molto lento e faticoso, ma guadagnavo chiaramente terreno e, avvicinandomi al capo dei boschi, pur sapendo che avrei di sicuro mancato quella punta, ero riuscito a percorrere un centinaio di yard verso est. Anzi, ero quasi a riva. Potevo vedere le cime verdi degli alberi scosse dalla brezza leggera. Non c'era dubbio che al promontorio successivo sarei riuscito a sbarcare. E non era un minuto troppo tardi, perché la sete cominciava a torturarmi. Il bagliore del sole dall'alto, riflesso mille volte dalle onde, unito all'acqua di mare che mi pioveva addosso, asciugandosi e incrostandomi le labbra di sale, mi bruciava la gola dandomi il mal di testa. Alla vista di quegli alberi così vicini da potersi quasi toccare, mi struggevo per il desiderio, ma la corrente ben presto mi sospinse oltre quella punta e, allorché mi si aprì davanti il successivo tratto di mare. Ciò che vidi mutò completamente la natura dei miei pensieri. Proprio davanti a me, a non più di mezzo miglio di distanza, vidi infatti lei spagnola, con le vele spiegate. Mi resi subito conto che sarei stato catturato, ma l'arsura mi aveva così stremato che quasi non sapevo se essere contento o dispiaciuto all'idea, e, prima di poter giungere a una conclusione, fui sopraffatto dallo stupore e non potei far altro che fissarla sbalordito. Lei spagnola aveva alzato la maestra, i due fiocchi e le splendide vele bianche rifulgevano al sole come neve o argento. Quando la avvistai, tutte le sue vele portavano ed era in rotta verso nord-ovest. Forse gli uomini a bordo stavano facendo il giro dell'isola per tornare alla rava. Invece cominciò poi a dirigersi sempre più a ovest. Forse mi avevano avvistato e stavano virando per inseguirmi. Niente di tutto questo, finì che andò a infilarsi proprio nel letto del vento. Prese a collo e rimase per un po' immobile, con le vele che fileggiavano. Branco di incapaci, mi dissi, devono essere ancora ubriachi ciucchi. E pensai a come li avrebbe fatti filare il capitano Smollett. Poi, a poco, la goletta deviò gradualmente, la rotta sottovento con le vele che tornarono a gonfiarsi su un altro bordo, e procedette per un poco a buona velocità per poi fermarsi di nuovo immobile nel letto del vento. E questo si ripeté più volte. Avanti e indietro, su e giù, nord, sud, est e ovest. La spagnola navigava con slanci e scatti improvvisi, e ogni volta si ritrovava come era prima, con le vele che sbattevano inerti. Era chiaro che non c'era nessuno a governarla, ma in tal caso, dov'erano i marinai? O erano ubriachi fradici o l'avevano abbandonata, pensai. E forse, se fossi riuscito a salire a bordo, avrei potuto riportare il vascello al suo capitano. La corrente trascinava il Coracle e la goletta verso sud alla stessa velocità. Per quanto riguarda quest'ultima, il suo corso era così imprevedibile e discontinuo e ogni volta restava così a lungo bloccata ai ceppi che, anziché guadagnare terreno, restava addirittura indietro. Se solo avessi osato alzarmi a sedere e pagagliare, l'avrei certo raggiunta. Il progetto aveva quel tanto di avventuroso che bastava ad ispirarmi. Inoltre il pensiero del barilotto per l'acqua accanto al bocca aperto di prua raddoppiò il mio crescente coraggio. Tirai su e fui subito accolto da una nuvola di spruzzi, ma questa volta tenni duro e mi misi a pagagliare cautamente, ma più forte possibile dietro la spagnola alla deriva. Una volta imbarcai un'ondata così grossa che dovetti fermarmi a aggottare, con il cuore che mi palpitava come un uccellino. A poco, però, trovai il metodo giusto e diressi il coracle in mezzo alle onde, riuscendo a limitare i danni a pochi colpi sulla prua o a qualche sferzata di schiuma sul viso. Ormai guadagnavo rapidamente terreno sulla goletta. Riuscivo a vedere il luccichio dell'ottone della barra del timone che sbatteva da una parte all'altra. In coperta non si vedeva ancora anima viva. L'unica spiegazione era che fosse deserta. Oppure gli uomini erano buttati da qualche parte sotto coperta, ubriachi, e in tal caso avrei potuto rinchiuderli per poi disporre della nave come avrei meglio creduto. Da un po' si stava comportando nel modo che era per me il peggiore possibile, ossia stava immobile. Con la prua puntava verso sud, anche se ovviamente straurzava in continuazione. Ogni volta che deviava sottovento, le vele cominciavano a gonfiarsi, e subito, allora, si riportava col vento in prora. Ho detto che questa per me era la cosa peggiore, abbandonato così a se stessa con le vele che schioccavano come cannoni e i bozzelli che sbattevano e ruzzolavano sulla tonda. La goletta si allontanava infatti sempre di più, trascinata non solo dalla forza della corrente, ma anche dallo scarroccio che ovviamente era molto grande. Ma proprio allora mi si presentò finalmente un'opportunità. Per qualche secondo il vento cessò quasi del tutto e la spagnola, per effetto della corrente, girò lentamente su se stessa fino a presentarsi con la poppa rivolta verso di me.
La finestra della saletta ancora spalancata e la lampada sul tavolo ancora accesa, pur essendo giorno. La vela maestra pendolava come una bandiera. A parte la corrente, la goletta era assolutamente immobile. Negli ultimi minuti ero rimasto sempre più indietro, ma adesso, raddoppiando i miei sforzi, mi rimisi a recuperare terreno. Ero arrivato a non più di 100 yard da lei, quando con uno schiocco il vento si alzò improvvisamente. La goletta appoggiò con le mura a sinistra e ripartì, saettando e volando sull'acqua come una rondine. Il mio primo impulso fu di disperazione, ma il secondo fu di gioia. La I spagnola virò fino a presentarsi dapprima di fianco, e poi ancora finché non coprì prima la metà, poi 2/3 e poi 3/4 della distanza che ci separava. Potevo vedere il bianco delle onde che spumeggiavano sotto il piedirotta di prua. Dalla mia posizione del minuscolo coracle mi apparve immensamente alta. E poi, di colpo, capì. Non ebbi tempo per pensare, e pochissimo ne ebbi per cercare di mettermi in salvo. Ero sulla cresta di un'onda, quando la goletta mi piombò addosso, sospinta da quella successiva. Sopra la mia testa vidi il buon presso. Balzai in piedi e spiccai un salto spingendo il coracle sott'acqua. Con una mano mi afferrai all'asta del fiocco, bloccando il piede tra lo straglio e il braccio. E mentre mi tenevo aggrappato, ansante, un tonfo sordo mi fece capire che la goletta aveva centrato il coracle, distruggendolo, e che mi ritrovavo sulle spagnola senza via di fuga.